un altro dei motivi per cui io avrei preferito andare in conference e avere comunque qualche impegno è per non far uscire notizie del genere che poi rompono solamente i cogliones. Cominciamo. Perché vi renderete conto, no? Oggi staremmo parlando del pre-partita, staremo in pre-partita, perché oggi la conference ci dobbiamo guardare la Fiorentina. Premessa, andiamo live subito dopo la partita della Fiorentina, quindi oggi alle 3. È una post-Inter e anche una pre-Fiorentina, quindi siate belli pronti, siate belli caldi con i like qua e là. Do il benvenuto a Nanni Marulo e parliamo un attimo di Anghissà. Ricostruiamo un attimo. Non essere polemico. Allora, è il 5 febbraio. Gli altri 9, Anghissà, Olivera e Meret, a che punto siete? Il contratto di Olivera è pressoché fatto. Era vero. C'è un accordo col calciatore, siamo tranquilli e contenti. Mattias ha voluto fortemente rinnovare. Vuole fortemente rinnovare Alex. Non siamo lontani. A dicembre ci siamo dati appuntamento dopo il mercato per essere più tranquilli, perché non c'era la necessità di tempi immediati. Siamo tranquilli e ci rivedremo nelle prossime settimane. Vabbè, non c'è Frank ha un contratto che prevede 2 anni di opzione, ma abbiamo parlato anche con loro per cercare di fare un contratto nuovo e renderlo più tranquillo. Lo faremo nei prossimi mesi perché non c'è un'incombenza così come non ce l'avevamo con Olivera, ma perché lo merita, vuole fortemente restare e faremo le valutazioni più corrette. Allora, ci spostiamo. Questo è quello che, perché il modo originale è questa qua, poi tu con uno snap lo fai sparire e leggiamo questo, no? Dopo i primi contatti, Matteo Moretto e Fabrizio Romano sappiamo che sono la stessa cosa. Fabrizio Romano è un po' più sull'internazionale per quanto riguarda le notizie italiane e sul Napoli. Matteo Moretto è quello che si occupa di più. Dopo i primi contatti positivi per il prolungamento di contratto di André Frank Anghissà con il Napoli, la trattativa tra le parti è entrata in una fase di stallo, quindi gli fa eco ovviamente Fabrizio, che dice praticamente la stessa cosa, stand by, fase di stallo. L'accordo era vicino ma mai chiuso e adesso tutte le opzioni sono aperte di nuovo per il suo futuro. Cosa significa? Diciamo il buio, no, lo rimettiamo chissà. Significa, cosa avevamo detto di Manna? Avevamo detto io, la speranza è che Manna lo dice proprio, dice noi abbiamo avuto delle difficoltà così, ma impariamo dagli errori fatti e speriamo di non ritrovarci negli errori così. Che cosa ci diciamo noi guardandoci nell'anima da anni e anni, prendendo l'esempio della situazione di Mertens con la PEC, prendendo l'esempio dal contratto di Spalletti che lui aveva, quindi tu mandi la PEC, stai tranquillo, non cadiamo dal pero con Anghissà e non trattiamo Anghissà come uno qualsiasi che tu rinnovi, lo forzi a rimanere con una PEC solo perché hai la clausola unilaterale. Non facciamo così perché il calcio non funziona così. Nel calcio le persone, specialmente quelli che hanno un peso nello spogliatoio, e lo sapete che Anghissà ha un peso pesantissimo. La battuta è quella, no? Quella che ho portato su X, che se Rafa Benitez è una garanzia, invece Insigne che cos'è? Una lotta. Prego, vuoi ringraziarlo per questo complimento? Grazie Mare. Lo porto io in braccio, lo sto leggendo, lo portiamo in braccio perché è vecchio, perché c'è la Coppa d'Africa, perché gioca 2 mesi e poi sparisce, eccetera, eccetera. E li portiamo sempre tutti in braccio, però Anghissà è pesante, Jorginho lo potete portare in braccio all'aeroporto, lo accompagnate voi, faccio io il viaggio in macchina, sempre le stesse cose. Anghissà servono molti tifosi a portarlo in braccio così, ha una pesantezza Anghissà nello spogliatoio importante. Riguardatevi il documentario, basta vedere come si rivolgono i compagni a lui, ha un peso specifico importante, quindi non è un giocatore che tu puoi trattare così, fai il rinnovo eccetera eccetera perché c'hai la clausola, no. E quindi sotto questo punto di vista io dico, il Napoli se ne è reso conto, il Napoli va a trattativa, perché se stiamo parlando adesso di una trattativa aperta che era in una fase positiva, poi dopo non lo sappiamo. Io non ho seguito le parole di De Mei, perché De Mei l'aveva detto ieri e io non ho voluto proprio dare peso, eccetera, eccetera. Però arriva Fabrizio Romano con Matteo Moretto, vuol dire che la cosa un po' di costrutto ce l'ha sotto. E quindi
Bene, ascoltatemi bene, bene che il Napoli abbia capito che non si va semplicemente all'opzione unilaterale e che vada a trattativa. Quindi, complimenti al Napoli che cresce e sta capendo. Attenzione a tutto quello che è la narrazione intorno di quelli che dicono no, non sai niente, non capisci niente perché comunque abbiamo la cosa, quindi non c'è problema. C'è il problema. Il Napoli se va a trattativa vuol dire che ha capito che il problema c'è e che certi giocatori li devi tenere in considerazione gratificandoli con i contratti e non cliccando su una mail e facendo partire una cosa, perché legalmente gli prolunghi il contratto, ma se lui poi non è contento di rimanere e ha deciso o di fare un'altra esperienza o di voler cambiare aria o perché vuoi guadagnare di più, mercenari, o perché vuoi andare a vincere qualcosa di nuovo, te ne vuoi andare all'estero eccetera eccetera, o hai altre idee, non cadiamo dal pero. Io solo questo chiedo, solo di non cadere dal pero, cioè come abbiamo fatto con Spalletti. Ma come quello Mertens stava rinnovando, ma come siamo sorpresi, siamo sorpresissimi, ma com'è possibile il ricatto con l'articolo 17? Non cadiamo dal pero. Le cose si sanno, le sanno tutti e il Napoli si deve muovere di conseguenza. Poi il discorso che arrivata a una certa età tu devi anche svecchiare, devi avere delle possibilità, magari in questo momento ti piace Billing, puoi decidere di puntare su Billing e poi ne devi prendere un altro titolare, però che chissà, non è che lo sostituisci così. Va benissimo. Ti metti d'accordo, però ti metti d'accordo, non è che lo fai unilaterale, perché sennò poi dopo lo fai unilaterale, cadi dal pero e improvvisamente ti trovi che uno è scontento tra gli scontenti. Il Napoli è consapevole, non c'è dubbio. Quelli che non sono consapevoli sono, secondo me, quelli là che invece ci dicono ma non c'è problema, non c'è nessun problema, ma non vi preoccupate, ma quando mai il contratto di Anghissà è fino al 2027 e non c'è problema, c'è problema. Quindi molto meglio il Napoli di chi racconta il Napoli. A me solo questo preme, non è un video polemico nei confronti del Napoli. Noi ci siamo arrivati con ragionamento logico a certi discorsi, il Napoli anche. Quindi siamo un tutt'uno, compatti verso la meta, e anche quelli che si stanno pigliando collera, escono le notizie per destabilizzare Ragazzi, le notizie escono per chiunque e dappertutto. Non vi frusciate che Matteo Moretto e Fabrizio Romano ce lo vogliono contro di noi e fanno di proposito contro di noi. Non è così, non siamo il centro del mondo, questo vi dovete rendere conto, che funziona in tutte le piazze così, e se diventate improvvisamente tifosi di altre squadre penserete di essere accerchiati, anche i juventini si sentono accerchiati dappertutto, i milanisti, gli interi, tutti quelli si sentono tutti accerchiati, esistono solo. Di conseguenza l'unica cosa che chiedo è non cadere dal pero, cioè la situazione esiste, la mettiamo sul piatto, facciamo la cronaca e vediamo come si risolve. L'ideale sarebbe che tu resti con grande piacere finché non trovi un grande sostituto che piano piano si prende il posto e ti scavalca e poi lo fai andare via, magari non a zero come è capitato in altri casi, perché Anghissà ha un valore. Quindi io penso che il Napoli sia convintissimo. Se non si arriva a un accordo, sentiremo di nuovo è mercenario, perché come è capitato a quello, poi capita a quell'altro ancora e capiterà anche a lui. Vabbè, quindi state tranquillissimi. Andiamo a parlare di calcio, ma ne parliamo live, perché voglio sentire un pochino tutte le vostre considerazioni che non ho potuto sentire sulla questione dell'Inter, sulla post partita Inter e ipotesi di formazione che questa volta saranno interessantissimi contro la Fiorentina. Nel frattempo andiamoci a vedere la Fiorentina, così capiamo. Delle sciare di una